2017. Cosa ci può dire in merito? Noi abbiamo espresso perplessità, preoccupazione quando abbiamo avuto la certezza che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale questo articolo e soprattutto quando poi è stato interpretato tramite nota commissariale che determinava quindi la potenziale perdita di lavoro e quindi delle garanzie occupazionali per 1100 lavoratori già stagionali di loro e quindi una condizione lavorativa precaria. Vedere sopprimere la forza lavoro operaia su 11 territori, quindi su 11 consorzi, ci ha messi nella condizione di presentare ieri tramite il nostro legale Luigi Savoca un parere legale sulla questione dell'articolo 8 e la sua anticostituzionalità. Pertanto, indirizzando questa missiva agli 11 direttori e al commissario, abbiamo fatto notare quanto potesse essere catastrofico l'utilizzo di questa norma così mal gestita, mal interpretata. Quindi a seguito di questa denuncia, di questo parere legale presentato, oggi arrivano dei risultati, prendiamo un sospiro di sollievo, 1100 lavoratori possono prendere un sospiro di sollievo perché dopo aver ricevuto alcuni di loro una raccomandata dove si ravvisava una rinuncia ai contenziosi in essere e questo avrebbe scaturito un sistema terroristico nei confronti della psicologia di un lavoratore già in una situazione debole di sua, pertanto noi ci siamo subito mossi e arginato questo problema. Oggi arriva una risposta, una prima risposta è quella di sospendere l'effetto di questa raccomandata, pertanto si informeranno i 49 lavoratori della sospensione di questa azione, secondo me scellerata, perché toglierebbe la forza lavoro in tutta la Sicilia. E questo ovviamente in attesa che un nuovo Parlamento regionale riuscirebbe a modificare o annullare l'effetto di questo articolo, perché ovviamente in questa fase, e non è tanto ovvio, la politica non è presente per poter attivare un'azione che possa produrre una norma che ne modifichi quella in atto.